Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG, il giorno dopo le elezioni, i risultati ormai acquisiti. Parleremo di questo, parleremo anche di cronaca, parleremo di coronavirus e fra poco avremo la possibilità di avere qui in diretta e in esclusiva per le emittenti Media Nord-Est la prima intervista in singolo naturalmente, perché ha parlato finora ma a una platea di giornalisti, del presidente confermato Luca Zaia. Fra pochi minuti dovremmo avere il segnale e quindi ci sarà la possibilità di vedere questa intervista, sentire con le domande dei nostri giornalisti direttamente i pensieri di Luca Zaia con la prima intervista a un'emittente televisiva. Allora, cominciamo, andiamo con ordine, cominciamo dal coronavirus che nonostante tutto quello che è successo in questi giorni, elezioni, referendum, ribaltoni politici e molto altro ancora, è comunque un'emergenza sulla quale non possiamo mollare nemmeno il famigerato punto. Andiamo a vedere i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, che ci dicono che li ingradiamo così potete vederli bene anche voi da casa. Ci dicono che ci sono 98 casi positivi in più rispetto all'ultima rilevazione, che portano il totale dei casi attualmente positivi a quota 3.143, 26.004 il numero delle persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus e i negativizzati sono 20.696. Le persone che hanno perso la vita negli ospedali e nelle strutture extraospedaliere del Veneto dall'inizio dell'emergenza sono 2.165. Scendiamo nella seconda parte della tabella, quella degli ospedali, molto importante perché ci dice che in questo momento abbiamo 195 persone ricoverate, di cui 141 ancora positive al coronavirus. Ne abbiamo 20 in terapia intensiva, un numero che è cresciuto non molto ma è cresciuto negli ultimi giorni, di cui 14 positivi e 6 che si sono negativizzati. Vediamo, sono 3 i ricoverati in più in ospedale, in area non critica, quindi che non necessitano di particolari cure come quella in terapia intensiva, e 2 nuovi ingressi in terapia intensiva. Cresce in modo anche drammatico il numero di decessi perché ce ne sono 4, sono morte 4 persone nelle ultime ore a causa del coronavirus. Torniamo in studio, ma torniamo in studio solo per rientrare poi a vedere le tabelle. Continuiamo a vedere la tabella in attesa di novità dall'intervista con il governatore confermato neoeletto Luca Zaia. Vediamo, sono 7.400 le persone in isolamento domiciliare, i positivi in isolamento sono 2.115, 1.431 i viaggiatori che tornano o dall'estero o da regioni italiane in cui la gestione del coronavirus non è stata così positiva. Poi 3.611 contatti, ovvero persone che sono entrate in contatto con positivi o viaggiatori o presunti positivi. La zona più interessata da questa situazione è il Veronese con 2.081 persone in isolamento, mentre scende molto anche Padova, Treviso e Venezia, ma i positivi, il numero maggiore di positivi in questo momento è fra Verona 539, Treviso quasi 500 e 335 a Vicenza. Se sono in isolamento e positivi vuol dire che sono asintomatici o, come si dice, pauci sintomatici, quindi con sintomi lievissimi. Queste erano le tabelle dell'emergenza coronavirus e allora andiamo a vedere un po' di cronaca, perché ci sono stati dei fatti di cronaca e allora sono ancora in corso le ricerche della persona scomparsa nell'altopiano. Si tratta di un uomo di 58 anni, di cui adesso vediamo tutte le informazioni. Allora, si tratta di un uomo di 58 anni che è sparito in altopiano dopo che era andato a funghi con il fratello. Non l'hanno più trovato
ci sono ricerche in corso da parte di soccorritori del soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, e non se ne hanno più notizie. Sapremo poi nel corso della mattinata se ci sono novità su questo argomento. Rientriamo in studio perché abbiamo un'altra notizia che ci è arrivata ora sul cellulare, ma ve la facciamo vedere, vi facciamo vedere le immagini che ci sono arrivate dai vigili del fuoco, perché c'è stato un macabro ritrovamento a Padova, in provincia di Padova. Chiedo alla regia, a Renzo Rigon, di farci vedere la foto. Allora, questa mattina, poco dopo le 8:30, i vigili del fuoco sono stati allertati per la presenza di un corpo che galleggiava nel canale Scaricatori in località Volta Barozzo a Padova. I pompieri sono accorsi con il personale di prima partenza, i soccorritori fluviali hanno recuperato con un piccolo gommone il corpo di un uomo di circa 50 anni. La salma, che al momento non risulta aver avuto un riconoscimento ufficiale, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco sono terminate poco fa. Ci fanno sapere i vigili del fuoco che dovrebbe essere zona di Villa Tora. Allora, poi vi sapremo dire qualcosa di più anche dalle nostre redazioni con questa drammatica notizia. Allora, da adesso passiamo alla politica. Abbiamo visto la cronaca, abbiamo visto l'emergenza coronavirus e andiamo invece a vedere gli eletti del Consiglio regionale del Veneto. Si sono chiusi gli scrutini delle schede, sono state scrutinate 4.714 su 4.741 sezioni, quindi si tratta di dati parziali, ma insomma a poche decine di dati dalla fine, e comunque in questo momento dovrebbe essere ormai fatto tutto. I giochi sono fatti, come si suol dire. Andiamo a vedere i nomi. Questo è un documento che è stato diffuso dal Consiglio regionale. Si dovrebbe trattare dei consiglieri eletti. Allora, dovrebbero essere 41 quelli per la maggioranza di Luca Zaia e 9 quelli per la minoranza. In minoranza entra praticamente solo la lista, la compagine che supportava Arturo Lorenzoni, centrosinistra. Quindi tutti gli altri, qui è teoria, perché manca la conferma, compreso il Movimento 5 Stelle, escono dal Consiglio regionale del Veneto. Allora, nel bellunese, Bottacin e Silvia Cestaro, vedete il numero dei voti, 9.078 voti per Bottacin, assessore uscente alla protezione civile. Puppato Giovanni, che vedete come terzo, potrebbe essere, è il primo di non eletti, quindi se ci saranno variazioni poi sapremo. Per quanto riguarda Padova, Boron uscente, Sandonà uscente, Elisa Cavinato e Giulio Centenaro. Rovigo solo Simona Bisaglia con 890 voti diventa consigliere regionale. Poi Treviso, stiamo parlando in questo caso della lista Zaia. Allora, Rovigo avevamo Bisaglia, scusate, poi Treviso, Brescaccin, Bet, Villanova, Rizzotto e Gerolimetto. A parte Bet, si tratta di volti noti del Consiglio regionale del Veneto, ma noi vediamo nel monitor di servizio, poi torniamo a vedere la lista, vediamo nel monitor di servizio che il governatore è pronto con Lucio Zanato per l'intervista. Siamo ancora in fase di preparazione, quindi poi torniamo non appena torniamo in studio, lasciamo i preparativi di questa intervista ai protagonisti, quindi al nostro Lucio Zanato e al presidente Luca Zaia, e appena comincerà l'intervista vi lasciamo alle dichiarazioni. La prima intervista in esclusiva del governatore la fa con il nostro gruppo Media Nord-Est, e andiamo a sentire. Capita tutti i giorni, per cui dormirò di più la prossima notte. Senta, lei nella sua conferenza ha detto sento il carico di questo consenso stanotte.
Si sa, è una doppia responsabilità: da un lato il grande consenso che ci impone ancora di essere ancora più performanti, correre di più e fare ancora più grande, più autorevole questo Veneto, e dall'altro ringrazio tutti i cittadini che ci hanno votato, in particolar modo quelli che magari non sono prettamente nostri elettori, e quindi sono dei cittadini che hanno deciso in questa fase di scegliere noi, e quindi ho anche la responsabilità di rappresentare un elettorato che non è prettamente nostro, ma che in questa fase si affianca a noi, e cercheremo di dare risposte a tutti. Lei durante questo incontro con i giornalisti oggi ha parlato di identità, che automaticamente vuol dire consenso. Io penso che l'identità sia un fatto di legittimazione nella squadra. L'identità vuol dire che tu sai che la squadra di Zaia va in quella direzione, vuoi portare a casa l'autonomia, ha quell'atteggiamento rispetto a tutta la partita della sanità e molto altro ancora, le infrastrutture, la pedemontana, le Olimpiadi, il patrimonio dell'umanità. E questa identità, no? Cioè, una squadra si identifica per una filosofia di pensiero e per un'azione amministrativa. Sempre durante questo incontro ha detto è innegabile che il consenso è arrivato anche da chi normalmente non voterebbe mai Lega, non avrebbe mai votato, diciamo, il partito. A queste persone che sono di un'altra parte politica ma che le hanno affidato l'incarico, cosa vuol dire? Sento la responsabilità di rappresentarle, mi rendo conto che sono elettori che non sono proprio nostri elettori, come dicevo prima, sono elettori molto probabilmente o che continueranno a votarci o magari tornano a votare i loro partiti, però in questa fase è giusto rappresentarli e rispettarli fino in fondo. Ecco, mi chiedono ovviamente dalla redazione, ha già un'idea della nuova giunta, squadra che vince non si cambia? Ma guardi, io direi lasciatemi almeno 2 giorni per capire come funziona, vedere un po' quali saranno i numeri che ho in Consiglio regionale, che è fondamentale. Sembra che avremo una maggioranza schiacciante di 42 consiglieri su 50, mai accaduto nella storia non del Veneto ma d'Italia, e adesso andiamo verso la direzione poi di nominare la giunta quando sarò proclamato, perché devo attendere che il tribunale mi certifichi la mia elezione. Ecco, un'altra cosa invece il rapporto con i compagni di viaggio, cioè per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Non ci sono solo Fratelli d'Italia, abbiamo anche altri compagni di viaggio, ovviamente ottimi rapporti, e noi abbiamo vinto ma non vogliamo stravincere, adesso ovviamente ci saranno degli incontri e cercheremo di capire come fare. Posto in giunta anche per loro, insomma. Ma guardi, questo non abbiamo ancora discusso, ne parleremo. Senta, torniamo invece a questo consenso. Si deve tornare tanto indietro nel tempo per vedere un plebiscito del genere, alla Democrazia Cristiana. Gliel'ho già fatto in conferenza stampa, si sente un po' Tony Bisaglia? Ma assolutamente no, prima di tutto perché in quegli anni non c'era l'elezione diretta del Presidente della Regione come oggi, allora era la politica che eleggeva il Presidente all'interno del Consiglio regionale. Dall'altro non mi sembra che Bisaglia si sia mai candidato per avere tutti questi voti, la DC aveva questi voti, un'altra roba, la DC era Bisaglia e tutti gli altri. Ecco appunto, una DC che però, anche lei ha detto, forse era la DC Veneta poco rappresentativa a Roma. Non è che paghiamo a questa poca rappresentatività in temi importanti come l'autonomia? Ma guardi, noi dobbiamo finirla di piangerci addosso, di guardare in faccia la realtà. Oggi Veneto è molto più autorevole di quando l'ho ereditato io nel 2010, è un Veneto rispettato, non è più colonia di Roma, non è più periferia dell'impero, e penso che l'autorevolezza che ho fatto guadagnare a questo Veneto poi pagherà sui tavoli delle trattative. Esatto, allora andiamo nel pratico, autonomia del Veneto, da dove si riparte? Ma si riparte da dove siamo rimasti fermi, nel senso che noi abbiamo fatto tutti i compiti per casa, abbiamo fatto tutto il lavoro che serviva a fare, abbiamo già consegnato la nostra bozza di contratto che Roma potrebbe firmare anche subito, e penso che questo sia assolutamente utile per noi. L'autonomia comunque è una realtà, nella discussione con il governo, nei discorsi del Capo dello Stato, è in linea con la Costituzione e prima o poi arriverà. È vero che l'ha chiamata Boccia? Ma sì, mi hanno chiamato in tanti, cioè nel senso che anche Boccia mi ha chiamato. E lei ha risposto? Ma io ho risposto simpaticamente, mi ha chiamato per firmare per l'autonomia, però sa benissimo il Ministro Boccia che noi su questo non transigiamo, nel senso che vogliamo assolutamente portare a termine il progetto. Gli ha anche detto Roma non deve dormire sogni tranquilli? No, non l'ho detto il Ministro Boccia, lo dico in generale, lo dico perché comunque noi veneti abbiamo fatto un referendum che è ufficiale, la Costituzione ci dà ragione, siamo in linea con la Costituzione e l'autonomia ci spetta. Ma allora quindi andremo avanti con questa rivoluzione gandhiana, andando avanti proprio con le regole dello Stato, cioè ci sono vie di uscita? Ma ci sono, sì, bisogna continuare a insistere, e guardi, se qualcuno
che è venuto prima di me 20 anni fa, 30 anni fa, faceva quello che ho fatto io, oggi saremmo tutti autonomi. Senta, torniamo invece alle operazioni, alla praticità. Nella sua lista, diciamo, delle cose da fare, cosa mettiamo in testa, a parte l'autonomia? L'autonomia, riforma della sanità, investimenti ancora nelle infrastrutture, l'ambiente, il sociale, tutti i temi che ovviamente riguardano il turismo, la promozione del lavoro, il lavoro è altra partita importante, abbiamo perso 60.000 posti di lavoro con il Covid, insomma tutto quello che noi, cioè, siamo una macchina in corsa, non è che dobbiamo partire, cominciare a pensare, sappiamo già cosa fare e si va avanti così. Ecco, durante la conferenza stampa si è parlato del Veronese, si è parlato delle infrastrutture e lei sarebbe propenso per un allungamento della Val d'Astico? Sì, un prolungamento verso nord della Val d'Astico, noi siamo sempre stati a favore, anche qui di mezzo c'è Roma, c'è la concessionaria, però Roma in particolar modo che dovrebbe decidere. E invece per quanto riguarda la sanità, una domanda che mi arriva da Treviso, ma allora è intenzionato a spostare il direttore generale Benazzi? Ma guardi, io non capisco perché mi fate queste domande, cioè soprattutto andate a chiederlo a chi vi suggerisce di farle, perché io non ho mai posto questioni e penso che non sia neanche bello fare queste domande, mi perdoni, perché fa passare l'idea che Benazzi non va bene, Benazzi va bene, punto. No, beh, era così. Vabbè, però c'è anche un fattore reputazionale, se tu dici ho sentito che sposti Zaia, uno dice ma cosa è successo? Esatto. Allora, torniamo invece per quanto riguarda così l'azione di governo sulla regione del Veneto. Tra i tanti tasti c'è l'agricoltura, tra i tanti tasti c'è una riforma anche dell'industria. Lei ha detto noi non dobbiamo rinnegare il nostro passato nell'industria, però non dobbiamo più consumare suolo. Ah sì, ma noi abbiamo fatto la prima legge sul consumo del suolo, l'abbiamo fatta in Veneto. A me spiace che quando i commentatori, soprattutto nazionali, parlano del Veneto, parlano della devastazione. C'è stato consumo smodato di suolo, c'è stato negli anni 60, negli anni 70, magari negli anni 80, ma è frutto di un'economia che è cresciuta. Eviterei continuamente di dire che sono stati dei delinquenti. Ovvio che il futuro non deve essere così, però ricordiamoci che quelle botteghe, quegli uffici, quelle fabbriche hanno sfamato un sacco di gente, non solo in Veneto, anche in Italia. Quindi ci sarà una sorta di riconversione sul modello Milano, che ad esempio ha recuperato tutta l'area industriale facendone alberghi o facendo delle altre attività? Ma no, c'è già qui in Veneto con una legge prima di Milano, ovvio che Milano si vede di più perché fanno i palazzi. Ecco, poi invece parliamo invece di altre realtà per quanto riguarda sempre il Veneto, ad esempio le realtà del volontariato, dell'assistenza, ad esempio delle scuole paritarie che in questo momento stanno assolutamente soffrendo. Beh, noi siamo sempre stati a fianco delle scuole paritarie, abbiamo oltre 30 milioni di euro all'anno, siamo l'unica realtà a livello nazionale, visto e considerato che siamo gli unici ad avere questa particolarità, abbiamo 90.000 bimbi che tutte le mattine hanno una scuola paritaria, cioè religiosa in particolar modo, delle parrocchie nella quale andare, perché non esiste una scuola pubblica e quindi lo Stato mediamente risparmia da noi 200 milioni di euro all'anno per non aver dato le scuole pubbliche a questi bimbi. Protezione civile, ne abbiamo parlato poco, però loro hanno fatto veramente tanto, l'hanno fatto addirittura sì, anche sono i nostri angeli, cioè non si discute, la protezione civile è sempre nei nostri pensieri, anche perché quando c'è una tragedia loro ci sono. Ecco, sentiamo se per caso ci sono domande da studio. Ferdinando, hai domande per caso? Allora, dallo studio mi chiedono, ieri il mercato è stato molto pesante sui presunti finti leghisti, cioè di persone che avevano fatto pressione per entrare in lista Zaia, che dice che finti leghisti non servono. No, non ce ne sono, nel senso che tutte le persone candidate le conosco perfettamente, so chi sono, per cui assolutamente ho la tranquillità e la garanzia di poter governare. Non sarebbe bello vedere un governatore con questo consenso che si presenta ai Veneti dopo una settimana, dopo 10 giorni, che dice che comincia ad avere le correnti, i gruppi che chiedono, cioè con me non esistono queste robe, se no si va a casa tutti, ma i miei collaboratori lo sanno e dopo 10 anni penso che sia chiaro a tutti. Senta però, rispetto a 5 anni fa troviamo un'opposizione più debole, meno questo presente. è un guaio, questo è un guaio. Io volevo capire come si sente essere un uomo solo al comando. Ma non sono un uomo solo al comando, perché ci saranno 8 consiglieri all'opposizione, penso che avranno modo di fare l'opposizione, avranno gli stessi tempi che avevano gli altri di fare opposizione, cercheranno di fare una buona opposizione, io spero, anche come si può dire, importante, profonda, che sarà un arricchimento anche per la maggioranza. Ecco, in questa opposizione molti hanno magari votato lei proprio perché alcuni partiti non credevano fosse l'autonomia. Ma sa, questo io ringrazio per la scelta, ma non è un problema nostro. Va bene, se ci sono Grazie. altre domande da studio, se no restituisco la linea.
Torniamo in diretta. Avete sentito la prima intervista in esclusiva di Luca Zaia, è stata con il gruppo Media Nord-Est, quindi con le nostre emittenti. Allora, continua l'era Zaia, ma inizia una nuova fase in cui la maggioranza del Presidente Zaia sarà, e l'abbiamo appena detto, molto, molto schiacciante. Zaia ha commentato anche il fatto che l'opposizione sia, tra virgolette, ridotta a sole 8 unità o 9. Adesso dobbiamo fare bene i conti, ma noi, prima di andare in pubblicità, continuiamo a leggere quelli che sono i nomi degli eletti. Allora, eravamo arrivati a Rovigo con Monica Simona Bisaglia, scusate, poi Treviso, Brescacin, Bet, Villanova, Rizzotto e Gerolimetto, quasi tutti i volti noti del Consiglio regionale. Poi Venezia, Calzavara, Barbisan, Michieletto, Scatto, Vianello. Verona, Valdegamberi, altro consigliere regionale uscente, Rigo, Rando, Valdegamberi addirittura con 11.251 preferenze personali, è fra i consiglieri che ne hanno di più. Ciambetti, presidente del Consiglio regionale uscente con 9.951 preferenze personali, in provincia di Vicenza assieme a Zecchinato, Giacomin e Silvia Maino. Questi erano i candidati della lista Zaia presidente che entrano in Consiglio regionale. Andiamo a vedere invece i candidati della Lega che entrano in Consiglio regionale. Marcato Roberto, assessore uscente allo sviluppo del Veneto, 11.603, probabilmente il più votato in questa tornata. Pan, assessore all'agricoltura uscente, 5.033 voti, rischia di rimanere fuori. Prima di non eletti c'è da capire cosa succederà, se ci saranno poi variazioni in corsa. Corazzari, altro assessore uscente eletto in provincia di Rovigo, in provincia di Treviso, Caner e Marzio Favero. Caner assessore uscente al turismo. Poi in provincia di Venezia Marco Dolfin con 3.107 voti entra in Consiglio regionale. Elisa De Berti, assessore uscente alle infrastrutture a Verona, quasi 5.000 voti, con Enrico Corsi. Provincia di Vicenza, allora vediamo, c'era un testa a testa che si è risolto con la vittoria alla photo finish, come si suol dire, di Manuela Lanzarin, assessore uscente anche lei alla sanità, un volto che abbiamo visto per i mesi del lockdown gestire tutta la situazione sanitaria del Veneto, e arrivato secondo ma per pochi, con le differenze di pochi voti, Nicola Finco, capogruppo della Lega nell'ultima legislatura e consigliere regionale, quindi torna in Consiglio. Poi andiamo a questa era la lista Lega. Andiamo a vedere Fratelli d'Italia, come cambia il Consiglio regionale. Eletto Enoch Soranzo, ex presidente della provincia di Padova, Tommaso Razzolini a Treviso, Raffaele Speranzon a Venezia, Daniele Polato a Verona e Elena Donazzan, assessore alla formazione della regione uscente, viene confermata con 10.744 voti. Gio Formaggio, ex sindaco di Albettone ed ex consigliere regionale, subentrato da poco in Consiglio, è il primo di non eletti. Anche qui c'è da capire cosa succederà. A Padova entra per Forza Italia in Consiglio regionale Elisa Venturini, a Verona Alberto Bozza, due consiglieri di Forza Italia. Lista Veneta Autonomia, entra Thomas Piccinini in provincia di Verona. Altra pagina, cambiamo schieramento. Opposizione. Allora, per l'opposizione entra in Consiglio regionale Vanessa Camani del PD a Padova, entra per il PD Andrea Zanoni, consigliere regionale uscente per Treviso, entrano Francesca Zottis e Jonathan Montanariello per la provincia di Vicenza, Anna Maria Bigon per la provincia di Verona e Giacomo Possamai, sempre vicentino, altro volto noto della politica vicentina, che pur essendo all'opposizione alla prima grossa tornata elettorale ha raccolto 11.500
15 preferenze personali. Nella coalizione di centrosinistra è stato eletto naturalmente anche Arturo Lorenzoni, il candidato presidente. Entrano Elena Ostanel per la provincia di Padova. Per Europa Verde viene confermato in Consiglio regionale Cristina Guarda per la provincia di Vicenza, che ha preso 2.536 voti. Così si chiude il cerchio del nuovo Consiglio regionale. Ci saranno probabilmente alcune variazioni da verificare poi quando ci sarà la proclamazione, magari qualche rinuncia, poi c'è da capire se ci saranno assessorati esterni, la giunta, insomma la situazione per ora è fotografata così a poche decine di voti dalla fine dello scrutinio delle schede. Può cambiare ancora molto, ma questi due schieramenti i nomi saranno probabilmente quelli, avete visto, quelli con l'asterisco erano i primi di non eletti, alcuni dei quali sicuramente potranno entrare in Consiglio regionale del Veneto. Facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, poi l'ultima parte del nostro focus e ridaremo la linea infine al nostro direttore Luigi Bacialli. Bentornati al nostro Focus TG, il giorno dopo le elezioni, ormai lo spoglio è finito, abbiamo visto la lista dei candidati che entreranno in Consiglio più o meno, ma insomma la situazione dovrebbe essere quella, però abbiamo anche molta cronaca dal Veneto e andiamo a sentire immediatamente Valentina Visentin, che vediamo davanti alla caserma dei Carabinieri di Padova per importanti novità. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, ci prendiamo una pausa dalla politica per parlarvi della cronaca cittadina qui a Padova. C'è stato in nottata un arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Padova, che hanno individuato e bloccato il responsabile di un'aggressione violenta, di un tentato omicidio avvenuto il 13 settembre qui a Padova, proprio alle spalle della caserma dei carabinieri in via del Pescarotto, dove appunto la notte del 13 settembre era stato rinvenuto un tunisino con precedenti per spaccio, ferito gravemente a colpi di coltello. Le ricerche erano scattate immediatamente e monitorando e controllando gli stabili abbandonati nella zona del quartiere Stanga, i carabinieri sono risaliti all'aggressore, all'autore del tentato omicidio, che è un tunisino di 28 anni, anche lui con precedenti. È stato bloccato mentre questa notte stava rientrando nel suo giaciglio di fortuna all'interno di un complesso di condomini disabitato da tempo. Questo perché le attività dei carabinieri in questo periodo si concentrano soprattutto sul controllo del territorio, degli stabili abbandonati contro i vivacchi, e proprio attraverso il controllo del territorio grazie al controllo del territorio sono stati arrestati anche 2 ladri sorpresi mentre stavano tentando 2 furti in abitazione, uno a Padova e uno nella primissima cintura urbana nel comune di Limena. Questo per quanto riguarda gli arresti. Poi c'è anche da segnalare purtroppo il ritrovamento di un corpo senza vita di un uomo ripescato questa mattina dai vigili del fuoco in un canale in via Villatora a Saonara. Ecco appunto le fotografie dei vigili del fuoco questa mattina all'opera con il gommone, quando sono intervenuti dopo che alcuni passanti avevano visto e segnalato la presenza di un cadavere che stava galleggiando sul fiume, e così è stato recuperato. Al momento non è ancora stata resa nota l'identità né le cause, anche se si propende per cause accidentali, insomma, perché non sono state riscontrate ferite importanti sul corpo dell'uomo ripescato. Valentina, prima di lasciarti andare, sappiamo che devi fare un sopralluogo per verificare il luogo dell'aggressione appunto di cui ci parlavi, ma brevissimamente che aria tira a Padova dal punto di vista politico con le notizie che sono arrivate sulle elezioni, sulla composizione del Consiglio regionale? Diciamo che i più delusi qui a Padova ovviamente sono il Movimento 5 Stelle, perché non essendo arrivati al 3
di fatto non riescono ad entrare in consiglio regionale, quindi non ci sono persone elette. Il grande escluso è il padovano Simone Borile. Questo per quanto riguarda i 5 Stelle. C'è da capire, da tastare il polso della situazione al PD, visto che il segretario regionale, il padovano Luigi Bisato, sindaco di Noventa, risulta tra i primi non eletti per Padova del Partito Democratico. Quindi insomma potrebbero esserci anche delle novità, forse che riguardano la segreteria, alla luce del risultato del voto espresso con le elezioni regionali. Sarà interessante capire appunto nelle prossime settimane quali saranno le decisioni del Partito Democratico, che invece a Padova ha eletto una donna, Vanessa Camani, l'unica di fatto sicura di entrare per Padova in consiglio regionale. Molto bene, vedremo poi nel corso dei nostri approfondimenti. Scusa, tantissimi anche i padovani eletti nella lista Zaia che entreranno in consiglio regionale, perché il gruppo più nutrito ovviamente riguarda i sostenitori di Luca Zaia, quelli che erano candidati nella lista Zaia. Siamo riusciti a darne la lista ai nostri telespettatori poco fa, ma naturalmente è tutto in via di definizione, qualche nome potrebbe cambiare. Allora Valentina, buon lavoro. Poi tutti gli approfondimenti nei telegiornali delle nostre emittenti questa sera. Grazie Valentina. Prima di lasciarvi vi vogliamo parlare del meteo, perché è in arrivo, ampiamente annunciata, una perturbazione abbastanza importante che dovrebbe coinvolgere la nostra regione nei prossimi 2 giorni, quindi oggi, domani e anche dopodomani forse. Vediamo, questa è un'animazione dall'ARPAV, che ci arriva direttamente dall'ARPAV. Potete vedere, questa è la situazione a pochi minuti fa, e un grosso temporale si sta muovendo sul litorale, con molte fulminazioni e quindi probabilmente con precipitazioni anche importanti, ma lo stesso un altro fronte si sta muovendo, lo vedete qui verso la zona dei rilievi, quindi la Lessinia, l'altopiano di Asiago, il Grappa e le montagne del Feltrino. Non dovrebbe essere brutta questa, ma potrebbero arrivare piogge forti nelle prossime ore domani, quindi bisogna prestare attenzione. È già arrivato anche un'allerta da parte della regione su questo argomento. Allora facciamo un po' il riassunto delle puntate precedenti. Finora abbiamo commentato e sentito commentare le elezioni dal presidente della regione confermato, rieletto, Luca Zaia, che ha concesso un'intervista. Poi questa sera nei telegiornali riusciremo a farvene sentire alcuni stralci per approfondire i temi. Zaia ha parlato anche in intervista con tutti i giornalisti, ma poi ha rilasciato delle dichiarazioni ai nostri microfoni. Tantissime novità in consiglio regionale, un consiglio regionale formato per la stragrande maggioranza dal centrodestra, con 8 o 9 rappresentanti della coalizione di Arturo Lorenzoni, quindi il centro-sinistra. Non entra il Movimento 5 Stelle, non entrano tutti gli altri partecipanti alla tornata. Di questo e di tutti i temi legati alle elezioni parleremo nei nostri telegiornali, assieme alla cronaca, attualità e molto altro ancora di questa sera. Quindi buon pomeriggio, ritorniamo la linea al direttore Luigi Baccialli, noi ci vediamo per i TG.